Salve a tutti. Oggi è domenica 1° settembre e con oggi sono 101 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus. La gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E, e come vedete in questo momento mi trovo in un punto un po' particolare dell'Ursus. Vedete, sono dietro delle lenzuola che normalmente uso per ripararmi dal vento forte che in questi 100 giorni si è fatto parecchio sentire sull'Ursus. Oggi non c'è vento come sentite, ma c'è un caldo veramente torrido. Poi vi lascio immaginare cosa vuol dire stare su questo pezzo di ferro arrugginito. E sto qui perché comunque è anche il punto più, diciamo, tra virgolette, più fresco dell'Ursus e oggi oltretutto non mi sento neanche tanto bene, quindi sto qui. E, e come dicevo ho superato i 100 giorni sulla gru Ursus. E, e credo che abbiamo anche superato ogni limite della decenza e della sopportazione umana. Quello che sono riuscito a vedere, che credo che attraverso di me avete visto anche voi, è qualcosa di allucinante. Credo che veramente sia emerso totalmente tutta la miseria, la sporcizia di questa città, la decadenza politica, istituzionale, culturale di questa città. E la ciliegina sulla torta è stata proprio in ultimo questa trasmissione di Tele4 dove hanno sdoganato il suicidio, l'induzione al suicidio e- ed è pazzesco quello che sono riusciti a fare. Ehm, Credo che veramente ormai abbiamo grattato il fondo. Con questa cosa veramente si è grattato il fondo. E credo che non ci sia veramente più niente da dire. Io credo che tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, tutto quello che dovevo dire l'ho detto e tutto quello che doveva uscire fuori è uscito. E credo che il messaggio sia passato forte e chiaro. E credo che adesso a far luce su tutta questa vicenda debba essere per forza un magistrato. E io mi auguro che ci sia un magistrato serio e coraggioso che prenda in mano questa situazione e la svisceri completamente. È inaccettabile, hanno portato un'intera società, una città, un paese a una decadenza sconvolgente. Se non succede qualcosa adesso, non succede più, è finita. E io superati i 100 giorni, ho riflettuto molto. Ieri, come avete visto, non ho neanche fatto un video, ho pensato molto al da farsi, e anche oggi, a dire il vero. E ho pensato che se non fosse giusto che io prendessi in considerazione le parole di quella signora su Tele4, e parole che io tengo a precisare che io non ce l'ho con quella signora è una poveretta, essa stessa è una vittima di, dei messaggi che hanno voluto far passare il sindaco di piazza con tutto il suo entourage politico e istituzionale, i suoi assessori, i suoi consiglieri.
e, e che abbiamo visto, insomma, in fin dei conti non è che usasse un linguaggio poi molto diverso da quello che in genere usa il nostro sindaco Roberto Di Piazza. Lei semplicemente ha interpretato quello che la volontà, ma è quello che si trasmetteva, no? Il sindaco ogni giorno con le sue dichiarazioni bugiarde, spaventosamente bugiarde, insinuanti, eh, misere, poveri, proprio come questa signora, ignoranti, eh, proprio come questa signora. E questa signora si è riconosciuta in questo sindaco, non ha fatto altro che interpretare. D'altronde anche lei a un certo punto ha detto, ma insomma a me non me ne... questo signore, questo Di Finizio protesta e manco me ne frega per cosa protesta, che si butti di sotto e che si ammazzi, insomma, e la faccia finita. E, ed era quello che voleva, ha interpretato il sentimento del sindaco che più volte ha detto, beh, insomma, invece di protestare che si metta a lavorare, no? L'ha detto anche la signora, che si rassegni, perché è così che ci vogliono, no? O vi rassegnate, anche se venite rapinati, stuprati nel corpo, nella mente, nell'anima, nel lavoro, nella vostra, nella vostra vita, dovete rassegnarvi e, e trovatevi un lavoro, non rompete i coglioni, fondamentalmente questo gli ha detto. E fatevi una ragione, no? E continuate a lavorare, a essere bastonati e umiliati e non fiatate. Insomma, se no, insomma, altrimenti toglietevi la vita, non rompetevi le palle, non rompete le palle, ecco, era questo il messaggio. Lei non faceva altro che interpretare il messaggio ed è il messaggio che hanno interpretato molte della tifoseria di Piazza, no? Che abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi, questi social, su Facebook, attraverso queste pagine, questi gruppi, non so, Tesson de Trieste sé, che è di Max Tramontini, l'amministratore, e che anche lui non si è minimamente preoccupato di fermare tutta questa violenza nei miei confronti, ma Max Tramontini era quello che aveva curato la campagna elettorale di Piazza, come, come Trieste prima, il cui padre fondatore è l'assessore attuale del comune di Trieste. E anche lì la violenza verbale si è sprecata. Però d'altronde se il giornale deve tenere la linea politica del suo padre fondatore, che appunto è l'assessore di Trieste, Lorenzo Giorgi, Forza Italia, un assessore del sindaco di Piazza, e va da sé che devono sdoganare, lasciar passare un certo tipo di messaggio che è consono a quello del sindaco. E vale la stessa cosa per gruppi come appunto Trieste Caffè, anche lì è una cosa, la violenza verbale era qualcosa di allucinante. E, e la stessa cosa hanno fatto, ha fatto Tele4 attraverso questo conduttore, Umberto Bosazzi, che ha lasciato passare proprio per la prima volta in una TV privata un messaggio pubblico di incitazione al suicidio, con un linguaggio appunto così greve, così misero, povero, violento, ma in qualche modo sostenuto da questo conduttore che non ha proferito parola, anzi tra un sorrisino e l'altro il suo ospite, direttore del Teatro Rossetti, Francesco Però, addirittura ha sostenuto questa signora dicendo che appunto, anzi che la signora dovevano lasciar parlare di più anche la signora, che molto umilmente si era espressa alla faccia dell'umilmente.
E questo era il concetto di umiltà per questo direttore del Teatro Rossetti. Pensate un po', questo signore che dovrebbe tenere molto ben alti invece i valori della cultura, dell'etica, della coscienza, della morale, della dignità umana. E, e invece ha cercato di sdoganare la sottocultura primitiva, aberrante di questa signora e di questo sindaco sostanzialmente e di questa giunta comunale. E questa sottocultura così primitiva che si era vista soltanto durante il nazifascismo. Io credo che si sia arrivati a questi livelli di decadenza etica, morale e culturale soltanto durante il nazifascismo, no? E con questo sdoganamento, in questa trasmissione, io penso che ormai si sia veramente grattato il fondo. E quindi mi domandavo appunto se in questi giorni, se fosse il caso che io eh, soddisfassi il desiderio di questo sindaco e di tutta questa giunta comunale e mi togliessi la vita per induzione al suicidio, eh, perché evidentemente do fastidio. È incredibile, dà più fastidio. Cioè, pensate, cioè, l'abbiamo visto, no? Con quale veemenza si sono scatenati contro di me. Cioè, io non sono, cioè, sono una persona che, insomma, l'unica colpa che ha è quella di difendere la sua vita, il suo lavoro, i suoi sogni, e che si sta sacrificando su questa gru. Io non sto mettendo a rischio la vita di nessuno, non sto non sto insultando nessuno, chiedo soltanto i miei diritti, che sia rispettata, che il sindaco rispetti l'impegno preso con il sottoscritto e se non lo vuole rispettare che si confronti faccia a faccia con me e lo dica pubblicamente perché non vuole rispettare questo impegno. Tutto qui, ma io sto difendendo pacificamente, molto pacificamente la mia vita, il mio lavoro, la mia casa, anni, i miei sacrifici, e tutto questo sembra che sia più pericoloso, dia più fastidio che un sindaco che dichiara pubblicamente di essersi venduto un pezzo del terreno del comune e di essersi intascato 370.000 euro. È allucinante, c'è un sindaco che confessa pubblicamente un reato e si difende semplicemente per il fatto che tanto nessuno gli ha detto niente. Cioè, siamo a questi livelli, no? Allora le brave persone vengono calunniate, offese, dileggiate in tutti i modi solo perché si difendono la propria vita. È un sindaco che si intasca dei soldi comuni della gente, pubblici, e che lo confessa. È un sindaco che racconta balle a ciclo continuo, abbiamo visto quello che ha fatto con la Ferriera, è un sindaco che calpesta la vita, la dignità, la salute dei propri concittadini. Va bene, questo va bene. Un semplice cittadino pacifico che protesta pacificamente deve essere indotto al suicidio, deve suicidarsi, deve ammazzarsi. E questo è il messaggio che hanno voluto far passare. Complimenti a Tele4, complimenti al sindaco, complimenti alla sua giunta e complimenti a tutti questi gruppi e questi giornali, compreso anche il piccolo non da meno degli altri. Attenzione, il piccolo si è espresso in questi anni con parole tipo sedicente imprenditore. Ecco, adesso su di me tutto si può dire, ma tranne che io sia un sedicente imprenditore. Quello che ho fatto in questa città lo hanno visto tutti le mie imprese sono state tutto tranne che sedicenti, erano delle imprese sane, belle, produttive, davano lavoro e reddito a me e a altri 15 dipendenti. Insomma, è allucinante. Insomma, la macchina del fango che sono riusciti a creare su una persona che difendeva semplicemente e pacificamente la sua vita. E siamo andati oltre, sì. Siamo andati oltre, credo che forse sia giusto che io
sia giusto che io mi tolga la vita in modo che magari qualche magistrato insomma si muova in questa direzione e dia uno scossone a tutto quanto, a tutto questo sistema profondamente marcio e corrotto e tiri un freno perché così non si può più andare avanti. Cioè, forse non sarò servito a me stesso, ma forse se mi tolgo la vita, forse servirò ai miei concittadini, a tutta quella brava gente che ho conosciuto in questi anni, che mi hanno sostenuto, che mi hanno difeso, che mi hanno amato, che mi hanno voluto bene e mi hanno, sì, come un figlio, come un fratello, come un amico e hanno capito molto bene che il mio gesto ormai si era spinto oltre la mia impresa, la mia voce della luna e in effetti quello che ho aperto, ho scoperchiato un vaso di Pandora dove è uscito veramente tanto di quel letame che la metà veramente poteva bastare. E un po' lo sapevo e un po' non lo sapevo che eravamo andati veramente così oltre. Tutta questa storia almeno è servita a tirar fuori tutto questo schifo. E di questo sono contento. E di questo sono contento. Sono contento che è uscito fuori tutto questo letame e mi auguro che ci sia qualche onesto, bravo, coraggioso magistrato che adesso faccia piazza pulita di questo letamaio, perché serve un atto di forza e forse serve anche un sacrificio da parte mia e forse la mia morte potrebbe essere utile. Almeno sono stato utile, no? Il mio passaggio su questa terra forse sarà stato utile, forse non per me, ma per voi sì, per la brava gente, per ancora tutta quella brava gente che c'è in questo paese. Forse servirà. E quindi adesso sto pensando quale potrebbe essere una data buona per un'esecuzione di Stato, in modo da che ci siano quanta più telecamere o cellulari di tutta questa tifoseria di piazza, in modo da soddisfare il loro desiderio di sangue, di violenza, che ci sia il piccolo anche presente, che ci siano Trieste prima, Tesson de Trieste se, Dei Mona de vostra mare, altri, mamma mia, altri buoni che ci siano tutti qua sotto presenti a filmare questa esecuzione che loro tanto desideravano, no? E quindi così potranno anche citarsi finalmente e godere della morte di una persona, di un cittadino. Avranno soddisfatto il loro desiderio di sangue, di violenza. ehm, e quindi adesso non mi resta altro che pensare a una data buona per un evento così importante. Ecco, io mi dispiace, mi dispiace dover dire questa cosa. So che molti di voi soffriranno, però penso che ogni tanto qualcuno deve sacrificarsi. Vi abbraccio tutti. Grazie. Spero di essere stato utile. Spero di esservi stato utile.